agli amici di Guida ai Campionati, siamo con Giorgia Cisotto, attaccante del Vittorio Permac. Allora Giorgia, oggi 3-0, una gran prestazione tua, un gol, dimmi te. No, diciamo che la partita si è sbloccata un po' nel secondo tempo. Il primo tempo un po' non siamo riusciti a fare il nostro gioco, un po' ci siamo adattati alle avversarie, però poi nel secondo tempo insomma siamo riusciti a sbloccare il risultato e poi si è visto un po' il Vittorio, quello che è davvero il Vittorio, il gioco del Vittorio. E è andato bene così, la differenza c'era, si vedeva, eravamo superiori e il secondo tempo si è vista appunto la differenza. L'ingresso di Cettolin magari ha dato Certo. a tutto il palinsesto della partita del secondo tempo. Certo, beh, diciamo sempre che le riserve spesso sono quelle che proprio cambiano la partita, ci servono queste persone che entrano, danno tutto e sbloccano e aiutano la partita, insomma. Si vede comunque nel primo tempo che fate ancora fatica nel vostro gioco, diciamo. Sì, specialmente magari con le squadre che che sono un po' a un livello un po' inferiore al nostro, tendiamo a non imporre il nostro gioco, tendiamo a tenere ritmi piuttosto lenti, ad adeguarci alle avversarie e su questo sicuramente dobbiamo crescere, dobbiamo metterci in testa che fin dal primo minuto inizia la partita, inizia il Vittorio e dobbiamo iniziare a giocare come sa fare il Vittorio fin dal primo minuto. Ringraziamo Giorgia e buon campionato. Grazie, Verci.